Buonasera a tutti ragazzi, come vi ricordate l'anno scorso, l'11 novembre 2018, i sismografi di tutto il mondo registrarono un sisma, diciamo un terremoto misterioso in tutto il pianeta. Ora gli scienziati sono venuti forse a quello che è successo. In effetti credono che un evento vulcanico, ciao Nicolas, sia avvenuto che hanno fatto da pochi giorni un massiccio movimento di magma ha causato la deflazione dei fondali marini, cioè lo spostamento di tutto il fondale marino in tutto il mondo. Diciamo che lo sciame era costituito da centinaia di tremori che più o meno sono iniziati intorno al 10 di maggio. No, questo è un argomento dell'anno scorso che adesso stanno dando una risposta quando in tutto il mondo ci fu uno sciame sismico unico, in effetti tutto il mondo tremava. Secondo gli scienziati è dovuto al magma internamente alla Terra che si muove. Quindi, secondo loro, è stato questo, diciamo, nucleo che è fortemente stabile che ha causato tutto questo tremore in tutto il pianeta. No, il magma ha fatto questo tipo di, non un sisma, un tipo di tremore. In effetti tutto il mondo ci stava una bassa magnitudo, capisci? Non proprio terremoti, quindi era magma che si spostava internamente e che causava, diciamo, questi, no sismi in effetti, questo tremore internamente alla Terra, quindi l'hanno chiamata onda sismica globale in effetti, diciamo al largo della costa di Mayotte, diciamo un cambiamento di deposito di magma, in effetti è come se il magma si fosse spostato in un'altra direzione e quindi ha fatto traballare un po' tutto il pianeta, questo è quello che dicono loro. Ad esempio l'arcipelago di Mayotte si è spostato di 2 pollici verso sud dall'inizio dello sciame sismico. La regione non è generalmente nota per la sua attività sismica, quindi gli scienziati non hanno tanto risposte a questa causa dell'onda sismica globale, anche perché sono tante teorie e non sanno quella sia corretta, quale sia no. Diciamo sono tante domande, poche risposte. In effetti in tutto il mondo si avvenne tipo un terremoto generale in effetti, quindi in tutto il pianeta ci stava questa onda sismica globale che passò il centro di tutto il pianeta, quindi come se tutto era collegato fra di loro, questa è la cosa che loro dicono. Quindi loro non pensano che è stato un terremoto, bensì il magma che sta sottoterra che è andato. Sì, sì, è andato un po' di qua, è andato un po' di là e ha fatto a livello mondiale quest'onda sismica globale, come la chiamano loro. Quindi non sono le faglie tettoniche, ma bensì il magma che si sposta da una parte all'altra. Questa è, diciamo che potrebbe anche essere stato causato da un evento vulcanico avvenuto in alto mare. Quindi pensa un po' quanto ne hanno pensati gli scienziati, quindi e c'è stata questa diciamo deflazione dei fondali marini, quindi addirittura si pensa che fosse in alto mare qualche vulcano sottomarino ha causato questa cosa, diciamo, quindi non sanno nemmeno loro. In effetti ci sono stati 29 terremoti di magnitudo superiore a 5 verificatosi durante questo arco di tempo dell'11 novembre 2018. Il più grosso più o meno è stato 5,8 di magnitudo, quindi c'è stata proprio una serie di terremoti in effetti causati da questa onda sismica globale, diciamo. Sì, sì, l'ho visto già, sì, sì. Comunque, ragazzi, escludono che possa essere un eco sismico globale potente perché sarebbe davvero troppo, cioè l'eco del sisma globale
non credono che sia perché sarebbe impossibile, quindi però loro dicono qualcosa di grosso sta accadendo, cioè nel nucleo interno qualcosa non va, però non sanno dare una risposta, quindi però essendo che è stato sentito in tutto il mondo, giustamente è normale che dicono qualcosa di grosso, perché è stata sentita in tutto il mondo questa onda, ha camminato da una parte all'altra del mondo interamente, quindi non si sa, placche tettoniche non sono, quindi hanno escluso le placche tettoniche, quindi rimane solo il magma, ovvero questo liquido diciamo che sta dentro la terra, che si è spostato forse da una parte all'altra e forse ha fatto fare questa onda anomala, diciamo così, perché terremoto non era, quindi partiamo da questo. Va bene ragazzi, vi auguro buona continuazione, buona serata, ci sentiamo più tardi, ciao a tutti.